Ciao a tutti, Mini Cuccioli sono un successo grandissimo, ma adesso quello che volevo dirvi anche a te è che anche i Tu loro... pensi che non lo sappia? No, anzi, pensavo che tu non lo sapessi, a questo punto te lo dico. Dimmelo. I cuccioli, che sono un po' i loro genitori, sai come si usa? I mini cuccioli sono uno spin-off dei cuccioli, stanno avendo un successo straordinario in tutto il mondo. Spin-off, che cosa vuol dire, scusa? Te l'ho detto prima. Allora, tu fai una storia, no? Questa storia ha successo, si fa lo spin-off, che può essere prima della storia o anche dopo la I storia. cuccioli sono quelli che sono nati prima e i mini cuccioli che sono un po' più piccolini sono nati dopo. Capite perché porto sempre con me in queste interviste anche Sergio. Raccontano così il loro successo in tutto il mondo, Francesco e Sergio Manfio, ovvero i Trevigiani del Cuni, che ora distribuiscono i loro film di animazione anche negli Stati Uniti, in Corea, in Grecia e in Ucraina. Stati che vanno ad aggiungersi agli altri già conquistati, il primo dei quali è l'Italia, con produzioni per i maggiori network nazionali. 156 episodi in onda d'autunno nei nuovi mercati per dei cartoni animati seguitissimi dai bambini grazie ad una formula per certi versi semplicissima. Sono veramente importanti per i bambini perché i bambini possono, vedendo questi personaggi, immedesimarsi nei caratteri di questi personaggi. Per esempio, Olly, la gattina, è quella intelligente, Portatile è quello che legge molto, Cilindro è lo sportivo, però un po' così, come dire... Diva. Diva invece è una ragazzina, si medesimano le ragazzine che cambiano sempre vestito, che sono attenti Pio. alle mode. Pio vuole fare l'attore da grande, quindi il sogno di Pio. Senza nome. Senza nome, ma è un bambino, un cucciolo, un pulcino molto piccolo, molto piccolo, che non parla. Ma il successo di marca riguarda anche il cinema, con una produzione dedicata ad un Leonardo da Vinci bambino che ha subito riscosso un successo internazionale. 82 paesi nel mondo, stavo citando, Stati Uniti, Russia, Corea, Spagna. Giappone ci siamo? No, perché il Giappone? Ti ho detto no, il Giappone non siamo. No, il Giappone no. Quando arriviamo in Giappone? Adesso. Ma fra pochissimo sbarcheremo in Cina, 10.000 copie, 10.000 cinema che proietteranno Leo da Vinci Missione Mona Lisa. Infine, per chi volesse sapere da dove arriva l'ispirazione per i loro personaggi, Sergio Manfio risponde con un simpatico esempio. Faccio una rivelazione che nessuno sa. Olly è la mia gatta.